Oh, vai, siamo partiti. Bella raga, ci devo comandare veneziana, siamo tornati su Football Manager. Yes, aspetta un attimo, vai. Sistemiam. Football Manager. Ecco, stai zitto. Allora, ciao Mark and Player. Allora, un attimo solo che sistemo le ultime due cosine e sono da voi. Ok, vari tablet. Che do coglioni. Ok. No, cazzo. Scusate, raga. Se magari ti muovi. Ok. Allora. Salutiamo Mark and Player, Rocco Barocco, Amedeo, Lam Arancio, Alexandro, grande Alexandro, MK, Maxi, Lorenzo, Ale Cadabra, Jacopo, Gasperini. Ok, andiamo avanti intanto, andiamo subito. Ok, neanche rotto, vabbè, cazzi tuoi. Ok, ok, siamo contro il Konya Sport, insomma, non pensiamo al Milan vero, pensiamo a questo. Almeno si è scontata perché siamo noi, ma purtroppo nella realtà non è così scontato vincere. Oh, grazie, ciao Api, ecco l'Api, il sponsor Api che ho scoperto che comunque con, come si dice, con la mail della partner arrivano anche quelli della super chat, quindi ti ringrazio doppiamente, almeno so dove finiscono i soldi dello sponsor Api, che veramente Api è il fenomeno. Ciao Api comunque. Sì, 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 per la squadra la sto cominciando. Oh, ecco Poleman, ecco Paul. La squadra, appena sarà la possibilità, è nostra. Ok, ieri neanche guardato la partita del Milan, ragazzi, è stato con la ragazza, molto molto meglio. Ciao Massimo Speciale, Specialotto presente. Ciao Aleisbeck, eccoli qua, lo zoccolo che presto sarà mio compagno di squadra per la Master League Comendiana. Che poi Paul pensavo una cosa, visto che parlo con Paul in questo momento, che è quello forse più porco nel discorso patch. Una volta che c'è la patch, c'è la squadra, poi però quando ci sono gli aggiornamenti, i nomi si cancelleranno sempre i nomi dei giocatori, quindi come si dice, diciamo le statistiche no, però i nomi sì dopo sulla master, quindi dovrò segnarmi sia, cioè per ogni tipo non so se al posto di Falzerano metto Poleiman, devo scrivermelo perché sennò non mi ricorderò più. Questo diciamo un pensiero ad alta voce che faccio con il porco di Eyman. Mm, ciao Lorenzo Brandoni, se ti accetto l'amicizia. Giacomo The Roll. Ciao, oh Gigi Palla, signori. Gigi Palla, Gigi Palla, Gigi Palla. Quanto me lo godo di Gigi Palla. Ma come faccio a non fare aggiornamenti su Steam? Cioè, se mi dici come si fa, lo faccio, cioè, non c'è nessun problema. Però altrimenti non lo so perché aggiorno automaticamente lo strezzo. Comunque Gigi Palla, adesso io non mi ricordo Gigi Palla, ma io ti vorrei mettere nella mia squadra come indiana della Master League, per quando farò i video in diretta ci sarai anche tu, proprio scritto Gigi Palla. Quindi non so se hai Facebook o Instagram, però mi piacerebbe sapere il tuo peso e la tua altezza, così dopo ti metto sulla Master League. Se non hai né Facebook né niente, sei solo Gigi Palla, ti faccio io, ti faccio tipo 2 metri per 180 kg, perché Gigi Palla per me è questo. Ciao Matteo Cardinale. Bene, bene, adesso vediamo cosa combiniamo, almeno qua speriamo di fare bene, questa è una serie proprio, proprio di nicchia per noi, come si dice, per lo zoccolo duro, ecco. Romagnoli, lo rimettiamo al posto. È un attimo ricordarmi la squadra di Storari, sappiamo che se Carlo si rompe il portiere, la rifacciamo. Poi abbiamo Zapata centrale, Bonaventura.
Kalinic è fuori del cazzo, cioè proprio... Ciao Nicola. E ok, vabbè, ora vediamo la squadra, perché manca il campionato, in Coppa siamo già passati... Aspetta, che cazzo succede qua? Ok. Ok, Gigi Palla. Sì, i numeri li scelgo io, per qualcuno magari vediamo, però penso di sceglierli io. L'ernia meglio comunque. Ciao Andrea Tornatore. non mi ricordo Alice Beck, non mi ricordo. Beh, Francesco Sidoti, beh, anche Sidoti è uno zoccolo duro, il buon... Vabbè, Sidoti, tu manda anche te su Facebook o Instagram il tuo peso, altezza e come sei fatto fisicamente, se sei biondo, moro e tutto. E dopo vediamo quanti ne posso mettere. Ciao Mister Cupi. Mister Cupi. Allora, vediamo. Un po' di cambi sono siamo già passati, mi sembra, vediamo. Final match. Siamo 13-9, siamo già primi anche, quindi vabbè. Allora a sto punto mettiamo anche Nicola, che dobbiamo venderlo il prima possibile. No, però non riesco, no, non riesco, già no, non riesco, scusate, raga, non riesco. Allora, mettiamo Cutro. A sto punto mettiamo Cutro. Seccamente, proprio in maniera beffarda si mette il Cutro. Ciao il caro 350. No, ancora no, non l'ho ancora creata. Cioè, la squadra devo aspettare la patch, però mi sono già segnato tutti quanti i nomi, le robe, sono già a posto, ma le devo solo fare e ci metto poco. Quindi do not preoccup. In inglese purissimo. Allora, Ciaranoglu è morto, la morte del Ciana. Ok, ora mettiamo Giacomino al posto di Fekir. Quindi, ecco Giacomino. Poi, Zapata e facciamo riposare Bonni. Sì, facciamo il turnover, poi chi se ne fotte, cioè proprio il chi se ne fotte beffardo. Poi They Don't Care per Biglia. Ok. Romagnoli lo mettiamo per Musacchio. Osba vaffancuore. Vaffancuorissimo, vai Zapata qua. Ok. Poi mettiamo Antonelli per Rodriguez. Ok. Buono, perfetto. Sì, ho visto i talks di FIFA. Ciao Mattia Meli, sì, penso di fare un video dopo quando finisco qua. La patch, c'è una patch, ma veramente la patch di... no, chi è che chiama? Antonelli cos'ha? Infortunato Antonelli? Sì, cazzo. Allora niente, ci rimette Rodriguez. Da fare. Però è molto un poco dettagliata, ci sono ancora le squadre finte, che cioè, è veramente fatta di merda. Speriamo Narduzzo. Ciao Ale Piplup. Sì, Alexandro, non vedo l'ora. Non vedo l'ora, cazzo, non vedo l'ora. Vabbè, vediamo quest'ultima partita a San Sirus. Calmo, continuiamo così. Assente Zapata, fanculo a Zapata. Ok, perfetto, vai. Ok, conti con calma, lo facciamo, lo mettiamo conti. Vai. E si parte, raga, e si parte, e si parte, e si parte. Ok. No, vai. Non lo sapevo, Alessandro. Andrea Gamba. Va bene, Alice Beck, va bene, va bene. Attenzione, il Cutro. Mamma mia, per poco. Ho detto, perché avete tanto problemi di... Avete problemi con ciao, Hamza Mellali. Avete problemi voi con la diretta? Dai, Rodriguez. Che sì. Dolberg! Boom boom! Casper! Fantasmina Dolberg! 1-0. Questa è una partita che proprio non ha nessun tipo di... non conta nulla, però giochiamola, insomma. Cioè, anche far bene comunque è importante. Adesso, anche adesso, ragazzi, ogni tanto mi scrive che è un problema di FPS, cioè, ma mi pare impossibile che Football Manager, cioè. Sì, mi sta piacendo questo Football Manager come al solito, è sempre il solito football alla fine. Qualche bug in più forse, ma
Vabbè, insomma, accettiamo tutto. Zapata attraversa Romagnoli. Fuori gioco, forse non crash. Drops frame detect your stream quality. Ma perché? Che palle, oh. Vabbè. Scusate un secondo. Cabina di regia. Forse voi non vedete niente in questo momento. La partita scorre, ma tanto... No, mi dà buona anche poi. Era proprio un vaneggio. Vabbè. Sì, sì, beh, è vero, purtroppo è vero quando piove anche qua, piove anche a San Siro, I don't care. Zapata, il Cutro, il Loca, il Frank. Peccato, Locatelli lo voglio mettere perché Locatelli è uno dei pochi giovani che può andare bene qua. Anche se ne stiamo andando bene, siamo secondi a 3 punti fondamentalmente, ne stiamo andando molto bene, però vado sempre con le pinze con sto Milan. Vai Cutro, Cutro, Dolberg e boom! Signori, ancora lui, Casper, fantasmino Dolberg. Ciao, No, non si è qualificata la Weekend, purtroppo io e la Weekend avevamo un rapporto molto molto brutto. Avvertitemi se ci sono problemi, ragazzi, comunque. E il fantasmino ale ale, e il fantasmino ale ale. Ok, buon primo tempo. Continuate così. Leviamo Francuzzo che non si sa mai e mettiamo Riccardo Montaleva perché lui è un po' Riccardo. Ok. E niente, andiamo con il cambio così perché sia munito non voglio rischiare per il secondo tempo. Beh, intanto alleniamo il Milan, poi vediamo. Without dropped frames detect. Non capisco sto messaggio. Avete problemi, raga? Scrivetemelo, grazie. Ah, la pioggia e la neve si sente. Dai, che la squadra procede bene, non le do neanche istruzioni, siamo già... Guarda, disinteressati sono. Calabria rotto anche lui. Qualche infortunio a fine anno non ci vuole. Vai, vai, vai. Vai Calabrione, vai Calabrione. Il Patrick Cutrone 3-0. Ok, perfetto, grazie ragazzi. Ciao Daniel Andrew Mayweather. Ciao Terence, dai che domani c'è la gara e spacchiamo Meetup. Allora, tattiche. Non mi ricordo una cosa proprio di Daniel Andrew Mayweather, però. Non mi ricordo. Me l'hai mandato le robe su Instagram o Facebook? O ti chiami, come ti chiami? Perché magari ti chiami in un altro modo. Scusami un attimo. Perché non c'è Daniel Andrew? Non ce l'ho. Però dimmelo. Lasciamo perdere Rino, va, Poreto. Borini mettiamolo così almeno, come si dice, lo possiamo vendere. E mettiamo... Beh, basta, dai. Ok. Ok, Alice back. E dimmi il nome vero però, Daniel. Per piacere. E anche Alice back. Perché non capisco perché, ma ce l'ho Alice back. Perché? Li ho messi sotto un altro nome. E infatti anche Alice back, madonna, che non aspetta che guardo, perché... Vediamo un attimo. Sì, la partita non la cago, tanto ormai siamo passati. Allora, vediamo un attimo. Vediamo perché. Come si fa a riguardare i messaggi? Zincaro. Ho bisogno proprio solo per sicurezza nome ufficiale: Daniel Andrew e Alice Beck. Alessandro. Alessandro, allora. Ah, forse è il Menca. Ok, il Menca.
Forse è il Menca. Ma allora io qua non mi sono arrivati i messaggi in questo momento su Instagram. Ecco, hanno fatto anche il gol. Comunque Ale, confermami se sei il Menca. E invece Daniel non ce l'ho. Perché se il tuo nome... Su Insta io non ho niente, ragazzi. Su Instagram sono Cumenda-veneziano. Non mi è arrivato niente. Ok, ok, Alice Beck, ma che mi è arrivato adesso, perfetto, su Telecats. Ok, perfetto. Però allora manca Daniel Andrew. Manca Daniel Andrew, no, non ce l'ho. E Gigi Palla non mi è arrivato nessun messaggio. Questo è quanto. Buono, dai, vabbè, 3-1, su un gol che potevamo evitare, però insomma. Dai, bravi. Ok, grazie. Damiano Bazzecchi. Ma guarda, se ti chiami così non mi sono arrivate, non vorrei dire cagate, ma non ho 3-5 giorni in Calabria. Ok. Vabbè, non commento l'arbitro, non c'ho voglia. E Dolberg, complimenti per l'ultima partita. Ok, perfetto. Ok, non lo so, un torneo su Football Manager, non so neanche come si fa, sinceramente, non l'ho mai visto. 8 dicembre, fatalità siamo, non ci credo. Pazzesco. Allora, vediamo cosa mi è arrivato. Ecco, Gigi Palla, ok, manda tutto. Peso, altezza e come sei fatto. Però su Insta non sta arrivando un cazzo su Instagram. Ma proprio niente. Ok. Ciao Stefano Romani, beh, mi piace questa introduzione. Bene. Ok, perfetto. Non intendo parlare. No comment a Cerbi. Ok, non ho rispettato Buchi, ma io non rispetto mai nessuno. Ciao Diablo of Tasmania. Ciao Manuel Giordano. Ci vediamo chi becco nei sorteggi. Max, ma vediamo. Allora, aspetta. Ora Telecats. Ok, Ale. Ok, Palla. Ok, Palla e Ale fatti. Perfetto, guarda che bello che è il nostro Ale is back. Un bell'uomo proprio, mi piace. E la direct, aspetta un attimo. Ma in alto a destra dove? Cioè qua mi è arrivato solo un Emanuele Peri, mi è arrivato. E Mencarelli Alessandro, basta. Non mi è arrivato altro. Allora, la mia preparazione è contento, promemoria. Ok. Mm, Cosa ne pensa? Vabbè, è bravo Gattuso, vai Siena, ciao. Pronostico di Juve Inter, spero Juve 7, Inter 0. Ok. Grande Ale.
Daniel, non mi arriva però, cioè non ho niente, Daniel. Non ho niente, se me la mandi con Daniel, Andrew, non trovo niente, neanche col tuo nome di... Sei sicuro che quello giusto è Cumenda-Veneziano? Siamo a Sassuolo. Sole no, non bisogna cercare di portare a casa i 3 punticini. Allora, Belotto. E Dolber lo teniamo però, se lo tengo, Dolber. Allora, Conti, il nostro talismano può rientrare, perfetto, senza Conti l'è dura. Squalificato Rodriguez. Cazzo, sono rotti tutti e due, non che credo. Questa è una rottura di balle. Dobbiamo mettere Antonelli tra i due, pensa a te, che sfiga, oh. Mamma mia, che sfiga. Siamo un po' in emergenza, raga, siamo un po' in emergenza. Bonni, Bonucci. Ok, e Musacchio che fa anche molti gol. Ok. Mm. Sì, sì, ho segnato tutto quelli. Assolutamente. Mi scrivi su Facebook, fai la richiesta d'amicizia su Comenda Veneziano e mi scrivi là. Comenda Veneziano, ti accetto l'amicizia e poi mi scrivi. Eh sì. Ciao Michelotto. Ok. Lo so, Lorenzo De Martini. Boh, la squadra c'è, però giochiamo con un rotto, e questo non mi piace. A centrocampo, rimettiamo Biglia. Loca gioca bene, come cazzo lo togli il Loca? Leviamo che sì stavolta. Che sia quello che mi sta tra virgolette deludendo un po' di più fino a questo momento, però. Vabbè, siamo veramente in piena emergenza, raga, eh. Vabbè, Michelotto, ma tu devi esserci sempre, Michelotto, cioè, scusi, ma... Che mondo sarebbe senza anche il Michelotto? Ah, ma sì, Paul, bravi. Oh, Paul, quando Paul fa così mi gassi, Paul. Ok, andiamo a Sassuolo, Biglia squalificato. Ah sì, giusto, è vero, che pirla. Allora teniamo che sì. Mamma mia, ragazzuoli, mamma mia. Proviamolo come mezzala. Vai. Sì, sì, sto messaggio di merda, che fastidio. Aspetta un attimo, si può toglierlo, scusate un attimo. Sto un attimo guardando, scusate. No, non capisco come, vabbè, fotte sega. Va bene, allora appassionato, continuiamo così. Ok, ancora. Vai, vai che andiamo, partita da vincere assolutamente. E un attimo, sono un attimo concentrato sulla partita. Però Michelotto non mi ricordo, adesso non mi ricordo. Paul. Attenzione cosa ha preso Gigi, sono un attimo a concentrarmi ragazzi, perché sennò sono cavoli. Attenzione, mamma mia che gol! Autorete di Peluso, autorete del buon pelo. Ciao Gabriele Marchi. È un porco. No, rigore, cos'è? No, Conti rientra e fa il rigore, ma non ci credo. Sti inizi non mi piacciono, sti inizi non mi piacciono. Dai, donna, ti prego, almeno qua parale. Sì, grandissimo Donnarumma.
Grandissimo Gigio, ti love Gigio. I love you Gigio, I love you. Ok palla, ciao Gigi, ciao Gigi palla. Meno male che Donna l'ha presa, figlio, meno male, meno male. Vabbè, vaffancuore, vaffancuore. Ecco. Politano del cazzos. Stiamo su offensivo e incoraggiamoli. Partita difficile questa. Grande Api. Ciao Pirchio, non è titolare. Non è titolare perché non posso ancora metterlo titolare. Dai, abbiamo ancora dei giocatori. Fekir. Dolberg, madonna, cosa ha preso consigli. Dai, 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 dai. Dai, ragazzi, dai, dai, Loca. They don't care. Locatelli. Il 3D. Belotti. They don't care. Madonna, che missile. Dai, però, Fioi, dai. Conti, riscattati. Locatelli. Brutta, brutta, brutta. Bonucci no, ma dai, non possiamo giocare sti gol, però, porca la miseria. Non possiamo sbagliare sti gol. Tanti infortuni, sì. Attenzione, no. Ciao Giovanni Freda. No, la prima partita ve l'ho vinta in Europa League passato, solo vedere i sorteggi. E adesso il campionato, la prima di campionato, 1-1, ma tanti infortuni squalificati. Attenzione, Belotti, 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 no! Belotti ti cambia a fine primo tempo, è inaccettabile. Magari Alpi Racing 2018, sarebbe il The Dream proprio. Lo so, Pirchio, lo so. Allora, tattiche. No, aspetta, spogliatoio prima. Dai, possiamo farcela, cazzo. No, Belotti ha fatto un errore inaccettabile. Ok. E andiamo. Dai, ragazzi, per piacere, sveglia. Ciao Alessandro Mencarelli. Ok. Tu intanto se vuoi mandami comunque anche già il messaggio, eh. Mandamelo pure il messaggio. Dai ragazzi, non possiamo. Adesso siamo un po' in calo in campionato, però. Dai, sveglia, Fiolo Locatelli, Dolberg, Silva, Antonelli, Bembel, Cross, Locatelli, Fekir, Silva, boom, entra e segna. Andrea Silva. 1-0. 2-1, scusate. Procede bene, sì, sì. Procede bene, se appena arriva la patch giusta, se più Eyman non ne trova una ancora più bella, parto con la squadra. Partiamo a cannone. Attenzione, attenzione. Però magari, cioè, se no, ma l'audio dà fastidio, è che sto gioco purtroppo non ha audio, non so che le musiche non posso mettere per i copycats. Sì, sì, ho fuori mezza squadra, per carità, hai ragione, però. Oh, c'ho il poli. Sta partita non è chiusa, attenzione, ma proprio per niente, mamma mia. Controllo. Siamo in piena sofferenza, eh. Vai Dolber, dai, facciamo il 3-1. Vai, bravissimo Dolber, Silva, Silva entra a 2 gol. E assist del fantasmino. Mamma mia, come è entrato Silva in partita. Se me la trovi poi inizio anche
Anche se lunedì, inizio lunedì, assolutamente, con un video presentazione normale. Speriamo poi magari, sì, terzini, tutti messi male, dai, fioi, dai. Antonelli, mamma mia, Musacchio, bravo Duncan, però da fuori è pericoloso, Politano, gol, 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 gol. Niente da fare, eh. Tattiche, mamma mia. Siamo messi male. Mettiamo un Montolivo. E mettiamo Romagnoli qua, ce lo inventiamo qua. È l'unica. Difendiamoci un po', ragazzi, per piacere. Occhio. Occhio, gol gol. Mamma, grande donna. Allora, i requisiti che almeno tutti i campionati europei sono perfetti, che le squadre altra Europa sono quelle giuste senza quelle tarocche. E sì, sinceramente fanculo anche le. Ai ai ai, no! Mamma mia, Donnarumma, miracolo del Donna. Grazie Daniel. E quelli, soprattutto l'Europa perfetta, con le altre squadre europee perfette, e il Sud America freghiamocene. Cosa miracolo di Donnarumma, un po' di culo anche. Oddio, ancora stiamo soffrendo troppo. Ragazzi, sarebbe fondamentale vincerla proprio perché la stiamo soffrendo. Silva, André, André, che sì. Fekir, Fekir, Fekir. Che sì, no, in bocca consigli. Le dura, Beppe, le dura. Conti. No, Conti, Madonna Dolber, cosa ha fatto qua? Montolivo, Fekir. Manca poco, Bonucci, bravo, chiudiamola ragazzi, chiudiamola. Dolber, chiudimela. No, sti pallonetti al 90esimo, no. Naked Woman invece. Dai, vai, se poi la trova si comincia subito, fioi. Peluso. Duncan. Bravo donna. Sì, sì, mandala, mandala su Facebook. Silva, mamma mia. Grande Michelotto. No, Matri, Mitra, 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 bravissima, Bonni, lo elogio, Bonni. Dolberg, Silva ancora, Silva ha scatenato l'inferno, dopo se le mangiano tutti, non vogliono fare il terzo gol. Si stanno mangiando di tutto, no, fuori, dai, chiudila, porca, basta, andiamo a casa. E si va a vincere, yuhu, la 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 la. Ok, perfetto. Metà di sofferenza che ci sta. Ok. Allora, adesso andiamo a elogiare due giocatori. Silva, sperando che non si incazza, perché si incazza sempre quello stronzone. Allora, Andre Silva. Complimenti per l'ultima partita, per fortuna. E anche Bonucci, che devo dire che ha giocato bene, Bonni. Ok, perfetto. Ragazzi, vado un secondo in bagno, quindi scrivete se non so, se qualcuno può scrivere in chat che non sono scappato. Ciao Ancio. Sì. Ok, Christopher. Eh, Sì, sì, Paul, se la trovi assolutamente. Arrivo subito, raga. Un secondo che vado in bagno, arrivo subitissimo.
Eccomi qua ragazzi, scusate, ci siamo. Eccoci qua. Vedo anche il progressi, bene. Dai, Poltro, ci sta pace, dai, ma... No, no, non è una cagotto, no. Come se mi sentite un po' così, sono un po' stanco perché la settimana prima di lavoro mi ha un po' scombussolato. Dopo 2 mesi fermo, ricominciare lavorando, cioè anche i muscoli stanno sempre fermo, un po' un casino, però dai, pian pianino, torniamo, dai. Eh, Allora, sorteggia... Oh, sorteggio automatico, vai! PSV di Eindhoven, Olympique Lyonnais, Zenit San Pietroburgo Ajax, Vitesse Hertha Berlino, Girondins de Bordeaux CSKA Mosca, Vittoria de Guimarães Milan, beh dai, sorteggio molto molto abbordabile. Sorteggiamo tutte le squadre. Il Napoli affronta la Colonia, la Lazio il Nizza. Basta, gli italiani non ne vedo più. Bene, bene, dai, diciamo il match di cartello è Borussia Dortmund-Chelsea, una delle due va fuori benissimo, bene. Dai, speriamo. Partita comunque abbordabile. Ok, devo assolutamente battere il Vittorio di Guimarães. Ah, Wem Atalanta, grande api, sì, me lo sono dimenticato. Cioè, non l'ho vista proprio. No, abbandono. Cioè, oh, c'è Nicola, c'è il porco di Nicola, grande Nicola. Sì, è vero, Michelotto, è vero. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Coppa Italia, Team Cup. C'è la Team Cup, ragazzi. Ora possiamo andare in bagno. Allez back. Tutti grandi, tutti grandi sono. Allora, ciao, ragtime. Ragtime, ragtime. Grande Eyman. Vogliamo la patch di Eyman, vogliamo la patch di Eyman. Ok. Allora, formation, beh, Coppa Italia, anche se vado fuori onestamente, me ne sbatto i maroni. Mettiamo Cutro e Silva. Tanti attaccanti forti, Occio. Faccio sempre un bel turnover, però sono contento. Mettiamo Montolivo per un altro squalificato che è Locatelli, cioè veramente non ho più squadra, molto molto bene. Però rientra Lucas Biglia e rientra Rodriguez. Ok, Rodriguez lo possiamo... Rodriguez, però Antonelli è morto, bisogna mettere Rodriguez. Dai, bello riposato, fa culo. Ok, Conti, io lo leverei. E così, perché appena rientrato dall'infortunio non si sa mai. Mettiamo Zapata. E al posto di Bonucci, Romagnoli. Ok. Il centrocampo, direi di lasciarlo così al posto di Biglia. Lo mettiamo al posto di che sì, che almeno si riposa un pochettino. Ok. Andiamo. Grande Paul. Vai. Non ne mando il vice. Ciao. Vai ragazzi.
Coppa Italia contro il Crotone, partita non facile, nel senso, il Crotone darà tutto, noi siamo con un bel po' di imbottiti di riserve, però io voglio passare lo stesso, insomma, cioè, questo è l'obiettivo. Zapata, Fekir, Silva, Cutrone, mamma mia Cordaz, che miracolo, stadio vuoto chiaramente per la Coppa Italia. Silva, madonna ancora Cordaz, però Silva veramente sta diventando, si sta svegliando in maniera sempre più perentoria, eh. Riccardo Rodriguez, Montolivo, Fekir. No, NBA non lo porterò più. Se la siamo goduta per un gioco troppo lungo. Basta NBA, per il momento basta. Forse più avanti. Oh, M Fanzone. In francese. Se sei francese. Vive la France. Beh, mi interessa tanto la PP, ma un bel 0-0, proprio eccitante. Primo tempo veramente noiosissimo. Ok, mamma mia. Assente De Donchere, assente Donnarumma. Va bene, la De Donchere. Hai rotti i coglioni, ti levo subito. Ah, ma che sì, lo farò riposare, cazzo. Guarda, ti è andata bene, ti è andata. Secondo tempo, da non voglio far cambi, Cristo. Rodriguez. Tu Miniello, attenzione. Vuol dire che usciamo dalla Coppa Italia, me lo sento. Stojan. Aia. Gol. Mamma mia, Donnarumma. Mamma mia, c'ho tante riserve, ho messo però cazzo. Bravo Biglia, vai Silva, vai Silva, vai Silva. No, bruttissimo. Speriamo di no, però Ale, non vorrei proprio uscire, però mi sono le riserve per carità, Fekir è stanco. Faccio due cambi adesso. Mettiamo Bonaventura e Fantasmino, che il fantasmino quando si sveglia sono cazzi. Ecco Pardo. Eh sì, Michelotto. Non riusciamo a trovare la smarrita per il gol. Rodriguez, Montolivo, Dodonker. Fuori gioco, Zapata. Il gol di Zapata era un miracolo, fuori gioco. Male, male, male. Dai ragazzi, dai, domando di più, sì. Mamma mia, come siamo presi male. Non riusciamo a sfondare. Ultimo cambio che sì, per Montolivo. Sai che mi tocca andare ai supplementari? Dai, per piacere. Niente, si va ai supplementari.
Niente, they don't care è assente. Raga, sveglia. Che sì. Calabria. Vai ragazzi, supportatemi per piacere, ho bisogno della vittoria. Bravo Zapata, Biglia. Calabria. Dolberg. Bonaventura. Dolberg. Bonaventura, palo. E ce ne andiamo dalla Team Cup. Siamo stanchissimi poi, ma sono tante partite, però cazzo. Gran cosa di Calabria. Sto Crotone sta veramente facendo l'impresa. La Team Cazza, lo so. Che delusione, raga. Proviamo a incoraggiarli. Dai, Fio, dai un po' di fortuna, Jack. Jack, cosa ha fatto Jack? 1-0. Fio, teniamola per piacere. Grande Jack, grandissimo Jack. Boh, dai, Fio, dai. Dove l'ha messa? Sì, Giacomino. No, però no, subito. Vabbè, l'ho scriptata. Mai fatto niente il Crotone, segna adesso. Va bene, va bene, va bene. Niente, scriptata, è così. Accettiamolo e stop. Speriamo è finita. Incredibile, ho segnato, segnano subito anche loro. Cioè, vabbè. Che sì, Bonaventura, io ci credo, però no, non ci credo più. Nicola ce l'ha messa ben bene in culo. Rigori sarà quasi possibile passare, non si passa così mai Rigori. E usciamo al primo turno di Team Cup. Mai più turnover. Mai più turnover in Team Cup. Andiamo e vediamo se riusciamo a sfangarla ai rigori. Rodriguez. Gol. Trotta. Gol. Che sì. Parata. Il primo obiettivo stagionale se ne sta andando, ragazzi. Rigori proprio niente da fare. Gol. Biglia. Gol. È quasi finita però. Sborello. Parato. Silva. Gol. Simic. Parato. Dolberg. Vaffanculo! Puttane di merda! Vittoria. Vaffancuore, vaffancuore. Siamo passati. Mamma mia, siamo passati. Che sport. Vaffanculo, vaffanculo, va. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia.
Finalmente, mamma mia, erano comodi. Basta, non commento più. Ciao, 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 ciao. Mamma mia, che sofferenza. Sì, però anche voi dovete capirlo, cazzo, cioè, dai. Ma ti ricordi col crotone in Team Cup? Cioè, nel senso, devo essere entusiasta, felice, cazzo. Mamma mia, che dura che è stata, mamma mia. Mamma mia, quanto godo la libidine pure. Sono un po' stanco, però, insomma, non posso essere felice delle rigori con il crotone, insomma, cioè. Tu, 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 tu. Mattia Barbieri. No, non si può, non si possono fare queste cose, non si possono. Il giocatore mondiale dell'anno. Ma cos'è il pallone d'oro? No, no, non è il pallone d'oro perché... No, è l'altro premio. Ok, vabbè. Scegli risposta. Beh, mai mi hai messi per forza. Cazzo metto. Mettiamo Isco, ciao. Ok, ciao. È una faccia meravigliosa. Ma per quello che non la metto, se no mi sputtano troppo, ragazzi, mi sputtano troppo. No, cos'è che ho messo? No, ok. Cioè, aver messo sti robi qua che mi stanno altamente sul cazzo. Cioè, l'Arzachena 2 a 3 con l'Under 21. Bene, mi fa piacere. Mi fa molto piacere. Arzachena in Sardegna, ma tanto noi vogliamo solo Macomer. Noi amiamo solo Macomer. Forza Macomer, Macomer, vincete per noi. Quante emozioni con il Macomer, la la la. Ah, tu 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 tu, tu 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 tu. Ah, Dio mio. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. I giocatori stanno un po' rientrando, per fortuna. Adesso c'è la Serie A Team Milan-Sampdoria. Ok, ok, ok. Il Napoli ha perso, beh, buona cosa. Poi bisogna vincere, ritornano. Allora, Locatelli, lo mettiamo qua, intanto. Infortunato Maciaranoglu, torna fra? Ah, si era spaccato fuori tutto il puttanone. Ok, allora mettiamo Baloti e Dolber, che alla fine Dolber è sempre decisivo anche nei rigori, ha tirato l'ultimo e l'ha segnato. No, supporto, però porca puttina. Attacco. Poi, De Donker può fare di più, De Donker, eh? Allora, Biglia, mettiamo qua, al posto di Montolivo, che sì. Ritorniamo sui treccampisti di quantità. Al posto di Donker mettiamo il migliore per adesso che è Locatelli. C'è poco da fare, in questo momento Locatelli è il migliore, lo teniamo. E il Loca a posto, Fekir trequartista va bene, Belotti Dolberg che al posto di Calabria, Carlo Conti e Rodriguez c'è, Romagnò, scusate se non leggo, adesso leggo raga un attimo di Paxiens. Ok, e al posto di Zapata, Musacchio. Perfetto, si salva, vai. No, Belotti no, per favore. Ciao già Pep JS, ciao bello. E ne aspettiamo sempre la pace di Eyman che non arriva, il crollo di Eyman. C'è il crollo di Eyman, signori, eh? C'è il crollo di Eyman. Scusate un attimo.
Un attimo solo. Ok. Cerchiamo di portarla a casa. Ecco, Michelotto. Non ho ancora capito Poleyman cosa sta combinando, perché non può cercare la patch, sinceramente, però va bene. Assente, che sì, anche lui, manda il vice. Ciao. Vai, Fioi. Ah, ragionamento davvero devi farlo, che incredibile, che sì. Che sì, Dolberg, Casperino, che sì. Il Fakiro Fekir Dolberg. Mamma mia, che campione, Fioi. Ah, sto ok. Alice back. Windows Z. Dai, buono 1-0, bisogna vincerla anche questa. No, beh, su Formula 1 è impossibile per me fare le dirette perché non leggo neanche i messaggi, purtroppo. Cioè, dovrei mettere in chat, sì, dovrei mettere in chat Paul. Gol Locatelli in chat Paul e me li legge lui. Però è troppo difficile, cioè, potrei fare l'online magari che là un po' si cazzeggia, quello sì. E Telemann si è appena andato via, purtroppo. Ma che aggiornamento c'è? Scusate ragazzi, non capisco perché è andato un cazzo. Forza, ma come vincete per noi. Dai, cerchiamo di portare a casa questi cazzo di 3 punti. Cioè, vincere lo scudetto è un'impresa quasi impossibile. Però, De Silvestri, bravo donna. Ok, comunque su Football Manager 37 siamo tornati comunque a ritmi migliori. Vedi, fare le live ritorni un po' così, è incredibile perché su Football Manager veramente dura Belotti 3-0 in 32 minuti, sì. Windows di... Ah, ok. Buono, 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 buono. Molto buono. Adesso devo fare quello che fa i video in maniera corretta, mi raccomando, un like per sostenere il canale. Un like per il Cume e il canale sarà molto più bello. Ciao. Cume rotto adesso, no. Si rompe esultando. Comunque calcio bailado, calcio bailado. Per il momento continuiamo così. Dai ragazzuoli, dai. Occhio sarà in arabo. Dai, vai Fiori, dai, stiamo giocando veramente, veramente bene. In Coppa Italia si vede che l'hanno snobbata, qualche riserva snobbata, però non si fa così, ragazzi. Bel tiro, bello. Conti è rientrato dall'infortunio un po' rincoglionito, però, eh. Noi vogliamo la patch di Paul, noi vogliamo la patch di Paul. Ah, Paul, mandamela anche tipo di sera, anche se non sono in live, chiaramente. Duvan, attenzione, fuori. Dai, tra parliamo con i cambi. Leggi per favore la rosa. Ma non si legge perché basta che metti full screen. Ecco, non ci credo, Belotti rotto, no, vi odio. Cioè, basta, non faccio più la live. No, dai, non faccio. Basta. Basta, finita il progetto live. PES andato. Ciao, ragazzi, ciao. È stato bello. No, siete merde bibliche proprio. Siete la cosa più biblica del pianeta. Dai, ma porca di quella zoccola. Adesso te la leggo a fine partita la rosa, ma ho veramente uno zoccolo duro di merda. Cioè, è ufficiale. Non ci voglio, guarda, se si è rotto allora, ragazzi, se si è rotto più di un mese, ciao alla live su PES, ve lo dico. Quindi mi dispiace. Ok, Marco Caffiero, te la mando, a fine partita te la leggo.
Non ho parole, nel senso più di un mese sono cazzi vostri, ragazzi, la cosa è abbastanza ufficiale. No. Ciao Robin Brambos. Quando parla lo zoccolo duro è così. Tutti che protestano, ragazzi, l'avete rischiata, ma so cazzi i vostri. Conti, Pelotti anche da rotto! E silenzio zoccolo duro. Silenzio, Belotti anche da morto. Segna. Sì, sento che procedo incurato male. Ma Terence è Terence. Cioè, domani fai gara con Terence. Adesso vediamo, ragazzi, la tensione è alta e siamo anche in 40, tutti incollati al teleschermo per sentire il verdetto comendiano dopo la beffa dello zoccolo duro che impone a Belotti uno stop. Vediamo. Se è meno di un mese, tutti salvi. Se è più di un mese, ci sarà il devasto. Il devasto. Silvestri Rosso. Ciao Silvestri, hai preso il rosso. C'è veramente, c'è pathos nell'area, Bonaventura. E intanto noi distruggiamo la Sampdoria con doppietta di Belotti che nonostante lo zoccolo duro ha segnato ben 2 gol. Duvan, Bonucci, Francuzzo, Biglia, Carlo Conti, Jack Good Adventure, Andre Silva. E c'è molta tensione, soprattutto per Paul, perché è lui che ha scatenato il tutto con il suo infortunio pazzo a Belotti. Tutti contro Paul. Attenzione, c'è tensione altissima, raga. Altissima. Oh! Allora, attenzione. Forse non si è fatto niente. Tanto lo diamo lui. Allora, tattiche. Salvi ragazzi, siete salvi. In ogni caso c'era tutto, però vi siete cagati addosso, merdosi. Lo so, Michelotto, lo so, ma Paul c'entra sempre, Paul, perché non mi deve mandarmi lo stesso che era il telefono la patch. Paul è così, io pretendo da Paul, perché Paul è il boss, è il tutto di questo canale, quindi è il canale stesso Paul, e invece si è fatto prendere ormai dall'emozione di essere trequartista sul Venezia. Beh, tutto bene, Robin. Purtroppo no, sono un po' pazzo. Aspetta, devo leggere la squadra a Marco. Insomma, a lui. Eccolo qua, Marco, te l'ho promesso, vai. Allora, in porta Gigio, Donnarumma, terzini, a sinistra Rodriguez, a destra Conti, Bonucci, Musacchio, centrali, o Romagnoli. Centrocampo composto da Biglia, Locatelli che sì, se faccio i cambi al posto di Biglia metto De Donker e a volte anche Montolivo. Trequartista Fekiro Cialanoglu ma si è rotto per 3 mesi. Attacco Belotti, Dolberg, Cutrone o Andre Silva. Quindi una squadra di tutto rispetto. Se niente qualcuno, mi dispiace. Sospiro sul dello zoccolo duro. Non so quando finisce la live, tra un po' vado anche a riposarmi un pochino. Vediamo, forse sulle 11 farà una quarantina di minuti. Attenzione, rischio aggiornamento infortuni. No, Belotti è anche lontano, non c'è neanche. Allora, siete stati bravi. Bravi, manco male, per poco. Ciao, Miki Cusi. Vai, Paul, un solo grido si alzerà. Dai, Paul Heyman, la 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 la. Sei simpatico, sei carino. Dai, tiraci fuori sta cazzo di patch. Ale, 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 ale. No, 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 non ho rivoluzionato molto. Ho preso alla fine Belotti, Dolberg, Fekir e De Donker. Però comunque giocano tantissimi, quasi tutto il Milan Reale. Sì, è vero, Peppe, è vero. Grazie, Paul. Sì, sì, ho letto i dati, ho letto tutto. Ho letto tutto, amore mio. Ho letto tutto, amore mio. Ho letto tutto, la la la. La la la. Oh, cioè, la Team Cup il 27, ma che patti. Quarti di finale, Chievo e Chievo fatalità, come sempre.
Incredibile. Ecco, Michelotto attento, faccio sempre a tempo di cancellarti da tutto e farti diventare il porco di tutto. Attento, Miche. Ormai si è creato veramente un qualcosa che dovremmo andare oltre le live e un giorno veramente incontrarci da qualche parte. È pazzesco. Però bisogna fare la Venezia, raga. Locatelli, no, lo metto, cazzo, vi voglio veramente mettere alla prova. Vediamo quanto lo zoccolo duro è presente. Adesso per Montolivo devo dire che loro lo sanno, non sta giocando male. Adesso vediamo anche la classifica, però, ragazzi, siamo secondi, vediamo cosa è successo, perché stiamo un po' cazzeggiando. Allora, in Team Cup siamo secondi a un punto dalla capolista. Si fa pesante il distacco accumulato dalle romane. E dalla Fiorentina anche. Però, ragazzi, veramente un Milan devastante. Siamo a meno uno e soprattutto siamo molto avanti rispetto alla Champions. Ci arriviamo in Champions se continuiamo così, se continuiamo così, chiaramente. Allora, adesso la Juve va a Bologna, che è messa malissimo, purtroppo. Sì, sì, disastro. Derby capitolino, Inter Verona e Chievo Milan. Bisogna vincere contro il Chievo assolutamente. Allora, vediamo un po'. Allora, Belotti, però, visto che mi ha fatto lo scherzetto, lo mettiamo in panca, che non si sa mai, magari è ancora un po' acciaccato. Locatelli, dove sei? Dove sei, Loca? Ok, già in titolare chiaramente, perfetto. Io direi di tenere questa squadra che ha dominato, tutti sono a posto contro la Samp e speriamo. Paul Heyman, aggiornamento completato. Ricerca patch entro mezz'ora. Se non trova la patch, Heyman fuori dai giochi. No, Api, no, no, no. Ah, grande Api, ma quanto vi amo, cazzo. La prossima live penso lunedì, penso. Se più non la voglio fare magari domenica pomeriggio, non lo so, dipende anche se Paul trova la pace. Domani sicuramente no, però. Dai ragazzi, portiamola a casa, portiamola a casa. Ecco. Vediamo Locatelli, vediamo lo zoccolo duro se influisce anche su Manuel Locatelli. Heyman out. Eh sì, Api ha i soldi, quindi silenzio ragazzi, Api vi spacca il culo a tutti. Cioè. Ma come si fa a fare gli aggiornamenti di sera, Eyman? Sono scandalizzato, ma uno come te, uno col tuo sapere, col tuo essere un bambino colto, cioè, Eyman, tu sei un bambino colto. Ma non perché sei piccolo, perché sei più grande, sei maturo, intelligente, ma perché sei piccolo nel cuore, nel culo, è quello che ti frega, poi. Attenzione. Fekir, che sì, Silva, Dolberg, no, peccato. Donnarumma, Fekir, Locatelli. Conti, vai Conti, vai Conti, vai, bravissimo Conti, Madonna Conti, cosa stava facendo? Mamma mia. No, Paul, ma dai. Sei bello come il sole di notte, Paul, lo sai. No, no, cazzo, rigore. Veglia di merda. Dio Cristo, no.
No, ti zincaro, ciao vecchio mio, ciao caro. Mm, E qua lo scivolone col Chievo, no, cazzo. Biglia di merda. Fanculo Ale. 1-0. Inglese. Mo so cazzi. Questa è una sconfitta proprio che non devo fare, Cristo, prima delle feste. Si conti purtroppo. Robby English, Robby English. No, no, espulso Rodriguez, è finita se espulso Rodriguez. Ton... ton- Crearla non penso di riuscirci insieme perché ho bisogno di un po' di tempo, però adesso ritorniamo nella modalità rigori col crotone. Espulso Rodriguez, perdiamo 1-0. Dio Cristo, ma ti vuoi mettere qua quella troia di tua madre? Tan, tan. La partita è finita. Ok. Allora, finisce il primo tempo. Andiamo. Finisce il primo tempo dove Donker. Musacchio. Chi si. Rinvio di Donnarumma. Dolberg. Silva, sbagliamo tutto. Gobbi recupera. Silva, Dolberg, Sorrentino para. Mamma mia, momento crisi. Domando di più. Tomovic ammonito. Almeno il pareggio, ragazzi. Inter 2, Verona 0, Maurito Icardi. Almeno il pareggio, ragazzi. 66esimo, non succede nulla. Dolberg, Silva, il Fakiro, Dolberg, De Donker, il Fakiro che sì, fuori. Fuori, fuori, fuori. Rischiamo il tutto per tutto. Ok, dai, almeno il pareggio. La depressione regna sovrana. Cacciatore per la chiusura. Eccola qua, è finita. Mamma mia. Ormai è tutto finito. Per colpa di Michelotto. E Alice Beck, è colpa loro stavolta. Almeno il pareggio, ragazzi. Almeno il pareggio. E invece il Chievo addirittura domina e porterà a casa una vittoria sicura. Bravo Donnarumma. Dai, dai, dai. Hanno proprio rotto i coglioni tutti. Inglese, Bonucci. Come il crollo. Sto provando di tutto. Chiusi. Radovanovic, Radovanovic, Radovanovic è finita. Bastien e Temai. Ormai si conclude qui il campionato. Purtroppo è arrivata la sconfitta, ci bastava anche un pareggio, tutti all'attacco, andate avanti. Bonucci, che sì, they don't care. Silva, 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 fuori gioco. Vai, Bastien, Castro è finita, Cacciatore è finita, De Donker recupera, ma ormai purtroppo c'è lo scivolone più impensabile ed è Beck e Michelotto che hanno creato tutto questo. Loro due Cacciatore, almeno il pareggio, ma ormai è finito.
Attenzione, attenzione, sbagliamo l'ennesimo pallone. Tomovic, cacciatore, il Chievo come il Barcellona. Rigoni, Rigoni per Meggiorini, Meggiorini, cacciatore, l'uomo della vita, cacciatore. Attenzione, inglese, inglese, 2-0. È finita. Finisce qui il campionato del Cume a dicembre con una sconfitta inaccettabile per colpa di Beck e Miche. È tutto chiuso, è tutto chiuso. Ma Dio Cristo del cavolo, andare a perdere una partita così per colpa di due dello zoccolo duro che si divertono. Maledetti. Ecco. Gobbi. Ah, che partita di merda, ragazzi. Proprio meritata di perdere, indipendentemente dall'espulsione e rigore. Abbiamo giocato male. Qua ecco, i Sony scudetto sono andati. Champions League è ancora possibile, ma lo scudetto, ciao. Sì, 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 qua abbandono proprio. Rodriguez qualificato. Non faccio niente. Sì, vediamo a vedere cosa ha fatto la Juve. Però, fatto sta che abbiamo perso male. La Juve non ha ancora giocato, vabbè, però Bologna-Juve, pensa a te se non vince. Peccato, perché veramente potevamo fare una bella vittoria prima di Natale, e invece, Ugaz. Sì, lo scudetto penso che salvo miracoli. Questa sconfitta butta un po' giù, lo conosco bene sto gioco. Non me l'aspettavo proprio, sinceramente, così brutta non me l'aspettavo. Anche Coppa Italia avete titolari, me ne frega un cazzo. Hanno giocato di merda, non li lascio neanche riposare sti stronzi. Vaffanculo anche Mauri. Ragazzi, buon Natale anche sul gioco, che è il 25. Fanculo, va. Sì, Tommasoni. Io ho trovato la pace, ma dai, allora la guardo a vedere in diretta, ma mandami il link su Facebook, ma su quello personale però, su quello personale. Ciao Riccardo Verdi. Il crollo, il crollo, il crollo, il crollo. Ok. Ciao, ne. Non ci prenderanno mai. Ma guarda che sconfitta di merda. Juventus Roma Team K, bella, così va fuori una delle due. Fuori la Roma, chiaramente. Vediamo se la Juve ha giocato. Sì, e ha vinto. Sì, ha vinto. Vabbè. Ciao Juve, 27 scudetto di fila per la Juve, che bello. Ciao. Il ciao Neri Terence ormai è patrimonio dell'UNESCO, però. Allora, vediamo un attimo se è arrivata sta pace. One moment, please. One moment. Prima arriviamo, facciamo la formazione e poi la vediamo. Ok, che devo rispondere a cosa? Fanculo. Vediamo Paul, così in diretta ti posso dire se Paul è un farlocco o se è un uomo dalle mille risorse. Qua Paul si gioca tanto, se non tutto. Ma la tengo la stessa, proprio. Voglio vedere con la stessa partita cosa combiniamo. Quella zoccola di tua madre. Attenzione. Salviamo e dopo andiamo. Paul si gioca una fetta di tutto. Ragazzi, per il ruolo ancora non lo so. Appena ho la pace io parto subito. Potrebbe essere anche stasera dopo la live, però bisogna capire se Paul è un farlocco o no. Paul si gioca tutto, ragazzi. Vai, fiori. Allora, vediamo. Facebook. Andiamo su Facebook. Andiamo su Facebook. Ok, vai. One moment, voi forse non vedete un cazzo. Forse mi sentite almeno, però, porci. Mi sentite? Allora, eccolo qua. Messaggio di Emangai. Sei un porco forza. Allora, andiamo. Allora, vediamo. Final. Allora, replace, Bastia e Parì. Replace, ok. 5 Champions League Team, 27 UEFA e Rapper 14.
Other European Club, ok, ad 22 Club, Rangers FC Standard, 11 National Cup. National Team, added for la Liga 2 kit, added for Champion, Liga no, Serie B. Mm. Attenzione, questa è una patch interessante, però la mia paura, Paul, forse c'è l'inghippo. Perché invece Paul è un inglese di madrelingua, il porco. Allora, io ho paura che non possa, cioè che sia difficile installarla, questa che non ho mai fatto sta roba, che serva forse un programma. Questo non lo so usare, cazzo. Porca miseria. La patch sembra giusta, anzi la patches, però forse è un po' complicata. Porca puttana, vediamo quant'è intanto. Perché non me la fa neanche, non me la fa neanche, non me la fa neanche scaricare, non mi dà il link. Grazie. Ah, adesso sì, ok. Aspetta un attimo. Vaffanculo, sono neanche raffreddore, chi cancari. Download. Allora, non so, però se la scarico adesso è un problema con la live, cioè dopo vado lento con la live, non posso, se la scarico dopo, speriamo bene, però sembrerebbe giusta, eh? Sì, sì, veramente, cioè, sono tornato dopo 2 mesi, sono distrutto, raga, sono proprio finito, purtroppo è così. È un periodo veramente di merda da questo punto di vista, pazienza. Dai, andiamo intanto, non posso installarla perché sennò se la scarico la patch va a puttane. C'è la patch, la diretta. Eh sì, Just Matti, almeno qua, ma che schifo, guarda. Va bene, sembrerebbe di sì però, eh. Potrebbe essere la patch giusta, Però stiamo... no, niente, col Chievo non si vince, mamma mia. Col Chievo non si vince. Eh sì, ragazzi, lo zoccolo duro è pronto. Raga, se volete chiudiamo quella diretta, io mi metto subito in marcia, cioè prima comincio meglio è. Silva, madonna! Tanto perché sono detto le 11, ma con un quarto d'ora a sto punto, anche perché così... Cosa succede? Cazzo, aspetta un attimo. Ah, qualche pubblicità, che paura che ho preso la puttana. Che paura di merda. Che cazzo è sta roba? Se Paul ha fatto sto miracolo, viva Eima, eh. Veramente, Eman può entrare nel Guinness dei primati. Eman può fare qualcosa che non ha mai fatto nessuno. E beh, certo che ha aperto tutto. No, niente, col Chievo proprio c'è il bug, non si può vincere, ma quella trota di tua madre. Immagino, Paul. Niente, col Chievo non si può vincere, cioè è proprio matematico. Gol Fekir. Ma come? Dai ragazzuoli, dai. Gioco col Chievo perché questa è la Coppa Italia. Dai, cerchiamo di vincere almeno in Coppa Italia. Che sì, madonna che viscile, cazzus. Paul però non mi hai risposto a una domanda, cioè più che altro una cosa, ma come posso fare per non aggiornare PES? Perché cioè, se è così, non è che, no, cioè, non è che perdi i giocatori rimangono,
cioè, nel nella Master rimangono. È chiaro che dopo li perdo, se voglio cominciare un'altra non ce li ho più, quello sì, però almeno nella Master, tanto una è la Master, però perdo i nomi. Ma c'è un modo per non aggiornare da Steam PES? No, adesso dai, diciamo, si sto chiamando la prosecuzione, sì, però a sto punto, dai, voglio provare sta patch, voglio vedere se può funzionare, ragazzi. Voglio vedere. Tanto comunque alle 11 avrei chiuso, l'avevo detto prima, fatalità, prima ancora della patch. Ma no, ma non c'è questa possibilità, c'era solo una, non so se non è aggiornato, rigore. Sì, cazzo. Una volta c'era questa possibilità su Steam, però adesso c'è solo che praticamente mi fa l'aggiornamento solo quando avvio il gioco, ma dopo quando lo avvio non me lo fa avviare, mi fa giocare. Sì, sì, faccio sapere, sì, sì. Ciao Francesco Borgia, purtroppo arrivi un po' alla fine della diretta, però dai, siamo 2-1, cazzo. Poi se sai qualcosa, se si può fare adesso sta cosa di togliere i ragionamenti automatici, volentieri. Ciao Seiden89. Ciao Stefano Marrone. Vedi. Mi segnerò i nomi dei giocatori, dai. Dai, stiamo attenti, cazzo. Niente da fare, stiamo soffrendo come dei malati mentali. Allora, faccio qualche cambio. Lo avvide la cartella. Boh, spiegatemi sta cosa, cazzo, perché proprio non l'ho capita. Mamma mia, Michelotto Show. Ai ai ai. Football Manager purtroppo è un gioco che in live comunque non è facile. Purtroppo è un gioco che non è facile. No, dai, ancora! No, vabbè. Basta, 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 basta. Mi sono rotto il cazzo, però. Madonna, sto Chievo ha rotto i maroni. Che schifo. Tanto traversa, me lo sento, traversa. Vaffanculo. Incredibile, incredibile. Silva però purtroppo è un po' discontinuo. Dai, mettiamo a Montolivo, magari ci fa il miracolo. Può anche essere. Ma che cazzo sto facendo, no? Incredibile, oh, pazzesco, cioè, pazzesco. Niente sulla cartella di Steam. Dove ti giochi? Trovi la cartella PES, lo avvii da ex, non dovrebbe farti ragionamenti. Ah, se è così, Ale, ti bacio il culotto. Molto molto male questo, eh. È rosso per il Chievo, ma... Mamma mia, ragazzi. Dai, Fiori, dai, madonna, quelli supplementari in coppa, cioè, veramente siamo ridicoli, però, cioè, veramente dei ridicoli di merda. Belotti, niente da fare. Mica il Super Enalotto.
Io spero, ragazzi, di ricordare e mettere tutti non aver sbagliato qualcosa. Se succede che non ho messo tutti, vi prego, non incazzatevi. Teoricamente devo riuscire a mettere tutti, però vi prego, perché ho l'affanno per sta cosa. Cioè, ve lo dico con il cuore. Cioè, veramente io ci tengo a dire che non voglio assolutamente far incazzare nessuno e spero di riuscire a mettere tutti. Lo sapete che, insomma, avete un po' visto come il Cume non è uno che insomma le promesse le mantengo sempre bene o male, però eh, veramente io spero di riuscire a far tutto nella maniera più corretta. Eh no, non posso leggerli perché devo ancora mettere questi ultimi qua. Vabbè, tu Rocco Barocco, ora dimmi chi sei come si dice, perché forse mi hai dato il nome vero probabilmente, adesso non mi ricordo. Per sicurezza ridimmelo se vuoi. Dai, raga, dai. Conti. Du grande Dolberg. Bravo Casperino. Su Facebook, su Facebook. Allora ci devi essere per forza. Adesso guardo, una finita la partita e guardo, così rilego un po' tutto. Se qualcuno non ce l'ho ancora scritto. Così almeno siamo sicuri. Ma poi, no, no, ancora, ma no, vabbè, ciao, stavo andando un attimo, andate a fare in culo. Dai, no, vabbè, cioè, è vergognoso, è vergognoso. Riscrivimelo perché forse non ci sei. Ah, beh, vergognoso comunque, è vergognoso. Adesso li leggiamo tutti e vediamo se ci sono tutti. Sì, sì, api fuori, fuori. Cioè, c'è proprio da fare. Che merda però, mamma mia, comunque ho avuto un brutto calo, a dicembre il calo comendiano. No, no, Michelotto, ci sei, ci sei. Sì, Chievo bagatissimo, concordo. Come non si possono togliere? Quindi, se mi si aggiorna devo rifare tutto? Spiegatemi un attimo. Grande Donnarumma, Rodriguez, gol di Rodriguez, parata di Donnarumma, che sì, gol di che sì, gol, Biglia, gol, gol, ancora rotto Belotti, io vi inculo ragazzi, parata, Dio, Cristo.
Gol. Porca puttana di merda. Fantasmino. Gol. E vaffanculo verde! Dio Christiansen maledetto, mamma mia. Oddio, Belotti infortunato. Pregate. La beffa all'ultimo secondo. C'è la pace, c'è tutto, ma è l'ultimo minuto di live. Attenzione, sei più di un mese, cazzi vostri. 4, 7... Andate a fare in culo, va. Vi voglio bene, ma siete delle merde obese, cazzo. Ah, Dio Cristo, la puttana merda. Oh. Ah, che vergogno. È vergognoso quanto siete merdacce. No comment, no comment, no comment, no comment, no comment. Ciao, ciao, ciao. Siamo passati, ma da 2 volte ai rigori, cazzo. Ah, c'è Milan, vabbè, dai, siamo fuori in semifinale, cioè, la cosa è abbastanza ufficiale. Allora, ragazzi, adesso facciamo il Toto Nomi, vediamo se ci sono tutti e poi possiamo anche andare a fare in culo tutti insieme. Allora, salviamo, salva partita. Allora, qua sono le carte. Ne vediamo chi manca. Ecco, io qua se io ho il nome originale, ho bisogno che mi dovete scrivere in chat, insomma, qual è il vostro nome del YouTube. Allora, usciamo un attimo da qua. Allora, Facebook. Andiamo su Facebook. Allora. Arrivo subito, devo capire allora. No, però qua sono no. Grazie che non capisco, qua sono nel gruppo. Devo andare sul mio IQ del Cuminda. Andiamo su Facebook. Andiamo su Facebook. Allora, vediamo un po' chi c'è e chi non c'è. Metto anche Instagram, perché è tutto Instagram. Tutto così, con le pronunce perfette. Allora, vediamo chi c'è e chi non c'è. Io vi dico in base a quello che è arrivato, cioè nel senso a quello che mi è arrivato. Allora, abbiamo allora Pole Mangai c'è presente. Poi abbiamo Alexandru, Nicolò Pardo, Alessandro Mencarelli, Emanuele Peri, Kino Belic, Mark Pintus, Lapi, Il Bode, Alessandro Zincaro, Michelotto, Alessandro Gervasi, Terence e Alerek. Poi, aspetta, abbiamo Pirchio, tu, 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 tu. Abbiamo Pirchio. Adesso guardo chi manca, Andiamo su Mincarelli, l'ho detto. Vediamo un attimo Telecaz. Gigi Palla e Alice Beck. Chi manca? Perché Daniel ancora non ce l'ho, Andrew. Chi manca? Sì, Api, l'ho detto. Api, e Rocco, ma dove sei? Dove sei, Rocco? Dove cazzo sei? Cioè, non è cattiveria, ma non ti trovo. Cioè, Rocco, non riesco a trovarti.
Allora, aspetta, allora c'è. Uh, Forse sto trovando, un attimo solo ragazzi perché ho un bordello di messaggi. Allora, ok, Rocco Barocco, perfetto, Riccardone e Daniel Andrew Mayweather. Eccoli qua, perfetto. Sì, sì, infatti Terence lo voglio fare di colore giamaicano, cazzo, me lo godo, tutto me lo faccio un figo Terence, sarà la bestia a sinistra, cazzo, sarà un porco. Quindi... Chi manca? Io penso di averli detti tutti. Non so quanti siamo perché non ho contato il numero, però penso che siano tutti. Eh, Penso che ci siamo, raga. Aspetta, no, ci manca il portiere, Mito, cazzo. Ci manca Mito. Ci manca Mito in porta. Mm. Vabbè, ragazzi, dopo vi faccio un po' anche a mio gusto, ecco, perché voglio una squadra di gente bella, quindi per esempio Paul Heyman, devo stare tanto per farlo. No, scherzo, Paul, ti amo, cazzo. Pippo Nico... Vabbè, mancano... E per i ruoli, ragazzi, allora, ci sarebbe da fare un gruppo... Allora, aspetta un attimo, un altro bel casino. Io vorrei fare un gruppo con tutti quanti, cioè, quindi c'è anche Alec, Terence, cioè, vabbè, Mito so che Facebook non lo usa, però se io faccio un gruppo su Facebook con Comenda, posso contattarvi le robe, mettervi le robe, insomma, su Telegram. E come si fa? Effettivamente, tra la live sta andando avanti, ma nessuno vede un cazzo. Aspetta un attimo, torniamo qua almeno, perché già la gente si è rotti i coglioni. Allora, aspetta un attimo, allora, Telegram, facciamo il gruppo su Telegram. Come si fa? Gruppo di Telegram. Nuovo gruppo. Però come cazzo Cioè, chi è che ha Telegram? Io posso farlo anche, ma... Eh... Io non ho cazzo, ma vaffancuore. No, Paul, vai ti scarichi Telegram e basta, perché dai, senza Paul non è... Ragazzi, preferite Facebook o Telegram? E dopo mi scrivete uno a uno i nomi di Telegram, così aggiungo le persone. Però lo dovevo fare, cioè bisogna farlo. Bisogna sentire. Ok, allora dai, comincia. Allora, uno alla volta, tanto siamo in pochi adesso anche uno alla volta. Ho bisogno del vostro nome, così vi aggiungo. Se non c'è, aggiungetemi. Allora vai, facciamo Telegram. Cominciamo il primo, scrivete insomma. Perché così vi aggiorno sulla squadra e i ruoli della cosa, della serie. Vi aggiorno su molte cose. Su Telegram. Però Miki Cusi, purtroppo è la prima volta che io ti vedo, forse Mani non ti ho visto, però è la prima volta che ti vedo qua. La squadra è un po', almeno il primo anno, è un po' per, diciamo, lo zoccolo duro, quelli che sono sempre presenti. Però se vieni sempre, acquistiamo Miki appena a gennaio, non è un problema. Ti ho appena... ho capito, però... No, finisce di merda. No, ragazzi, ho bisogno... vedi, non me li dà qua. Non me li dà, ho bisogno... Ho bisogno del nome. Api87, però forse non siamo amici. Alessio Api87, sei tu, vero? Ok. Poi, no, ho bisogno del nome, ragazzi. L'username. Beh. Api l'ho trovato. Tu aspetta, sì, ma sul cazzo. Il nome di Telegram. Allora, Alessandro Tognin, vediamo se dovrei trovarti.
No, non ti trovo, vuol dire che hai un altro nome su Telegram. Ho bisogno del nickname, ho trovato Api finora. Quindi mi serve quello. Ale is back. Ale is back. Ma Ale is back sei... perché lo trovo Ale is back tutto attaccato e Ale is back in piccolo. E questo non hai foto? Qual è? Ah, ok, giusto, perfetto. Poi Alerec. Perfetto, forse Terence lo troviamo con noi. No, non lo trovo, non capisco il perché. Poi Maurizio. Aspetta un attimo. No, non ti trovo, Maurizio. Non ti trovo così. Non ti trovo così. Poi abbiamo detto Sbubuzio. Vabbè, forse leggo male io, sono rincoglionito, può essere. Bu- Ok, trovato anche lui. Ne mancano però, penso. Eh, Michelotto de... Ok. No, neanche così ti trovo, Maurizio. Eh sì, bisogna mettere l'username. Ma Terence perché non lo trovo? Boh. Micchi, un attimo, ti ho detto che... Rocco Barocco, io sono Fratta. Ma c'hai una foto con... non capisco bene... cos'è? Un'insegna? Cos'è? Sì, ma hai una... Nella tua foto, visto che ce ne sono due, hai un'insegna come foto, Rocco? Ciao Riccardo. Ok. Ok. Ok, boh. Ne mancano ancora tanti però, eh. Forse qualcuno non c'è neanche. Ok. Paul, ok. Paul, HM. Ok. Trovato Paul. Ehm, Mark Pinto sul trompetta. Ok. Non trovo Terence però. Alerek.
E neanche Kino. E neanche Kino Bellic. Loro due non li trovo. Sì, Michelotto non va. Ah sì, ok. Trovato. Chiocciola, aspetta. Chiocciola. Perché non lo trovo, Terence? Oh, Terence, non ti trovo, eh? Eccolo qua, perfetto. Ma non basta... Bisogna mettere anche la E in grande, che palle. Perfetto. Vabbè, Mito non so, perché so che Mito magari ha tanti casini con i suoi gruppi, non voglio, come si dice, incasinarlo anche con questo. Eh, Sì, sì, l'ho trovato anch'io, Terence. Chi manca? Cioè, forse qualcuno non c'è. Forse qualcuno non c'è. Fabrizio, anche te però come si dice, bisogna, magari anche per colpa mia, però magari ti ho visto un po' meno sulle dirette, magari facciamo l'acquisto a gennaio o a giugno se vedo che ci sei di più, purtroppo magari mi sbaglio io, perché non posso ricordarmi di tutti, e poi non ho più spazio fra un po', perché veramente ne ho parecchi. Eh, No, ancora non l'ho aggiunto, ragazzi. Cioè, sto aspettando altri nomi, ma purtroppo. Vabbè, intanto aggiungiamo questi nel gruppo. Allora, ok. Oh, tanto ho messi questi. Ah, il Bode anche. Non so se il Bode c'è. Aspetta. Ci possono aggiungere altre persone? Aggiungi membro, vediamo. Sì che il Bode forse c'è. Ah sì. Va bene, l'aggiungo. Ok. Sì, veramente. Vabbè, ascolta, raga, che dire, ormai la live è finita qua. Ehm, Ci sentiamo qua nel gruppo e niente. Quelli che mancano, faccio un video così spiego di darmi il nickname di... Sì, l'abbiamo creato il gruppo, non ci sei, Paul? Ah, no, è vero, non lo vedo a Paul, cazzo. Non ti vedo, porca miseria. Manca il Paul, giusto? E ridimmi il nome, scusa? Ci sei adesso? Note Miki Cusi. No, non sono razzista, vecchio. Ok. Allora, ragazzi,
vi voglio regalare questo per salutarvi. E ringrazio Terence. Buon raga, dai, grazie Paul, grazie a tutti. Come si dice? Farò un video dove comunque per chi non è entrato di andare su Telegram. E niente, fiori, dai, non vedo l'ora di cominciare. Speriamo, speriamo di cominciare il prima possibile, così ci divertiamo a sbrighe e vediamo come andiamo con il Venezia, eh, con la nostra carriera, ecco. E vedere se riusciamo a portarla in Serie A magari con lo zoccolo duro. Ecco, mi raccomando, una cosa che vi chiedo è di non spammare troppo perché sennò non ci capiamo. Cioè, facciamo il cazzo che vogliamo, però se lo devo dare delle indicazioni, magari di non spammare troppo. Ecco, e niente, insomma. Vabbè, che bello sentire le cose a volte. No, adesso io finisco la diretta, l'abbiamo finita un po' così e niente, dai, ci sentiamo presto. E niente, sono il comandante veneziano, non vedo l'ora di partire alla grande con PES perché veramente ci tengo. Poi sento anche Paul per vedere se la patch funziona. Raga, ciao a tutti e niente, alla prossima. Ciao Fiori.